Presso la cattedrale di Agrigento una cappella per la preghiera e le visite alla reliquia del Beato Rosario Livatino. È stato allestito temporaneamente nella prima cappella a sinistra, entrando dal portone centrale della cattedrale di Agrigento, uno spazio per la preghiera personale e le visite alle reliquie del Beato Rosario Angelo Livatino. Nello spazio, oltre al reliquiario con la camicia intrisa di sangue del giudice beato, è stata collocata la tela in originale dell'immagine scoperta il giorno della beatificazione, la lettera scritta di Papa Francesco in lingua latina e della relativa traduzione in italiano, con la quale il Santo Padre ha iscritto il servo di Dio Rosario Angelo Livatino nel numero dei beati e una copia rilegata della Positio Super Martirio sull'esercizio eroico delle virtù cristiane depositata presso la congregazione della Causa dei Santi. La cappella è aperta tutti i giorni, la mattina dalle 9:30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle ore 19. E intanto, sempre in tema, il 22 maggio ci sarà la messa crismale in cattedrale e la lettura del decreto di venerabilità di Padre Vinti. Alle ore 10 nella cattedrale di Agrigento sarà celebrata la messa crismale rinviata a causa delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 della sua collocazione abituale durante la settimana santa. Durante la concelebrazione saranno benedetti gli oli sacri utilizzati durante l'anno per amministrare i sacramenti. I presbiteri e i diaconi rinnoveranno le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione e, viste le circostanze in ossequio alle disposizioni governative, alle celebrazioni prenderà parte solo una rappresentanza tra i presbiteri, i diaconi, i religiosi e i fedeli laici. La messa crismale, epifania della Chiesa radunata attorno al Vescovo, sarà l'occasione per rinsaldare sempre i legami ministeriali propri di ogni battezzato a servizio del Regno di Dio per l'edificazione della Chiesa. Nel corso della celebrazione sarà reso pubblico altresì il decreto di venerabilità del servo di Dio Michele Arcangelo Maria Antonio Vinti, sacerdote diocesano, promulgato da Papa Francesco il 21 gennaio 2021.